manifestazione, le chiediamo se vuole fare un saluto. Buon pomeriggio a tutti e benvenuti. Sono io a ringraziare voi innanzitutto per la partecipazione, ma soprattutto per davvero l'entusiasmo e la collaborazione dimostrata subito dalle prime riunioni. È partita un po' così, per gioco anche questa esperienza. È già il terzo anno che il Comune di Chioggia partecipa e aderisce a Veneto Legge, quindi l'iniziativa regionale, ma quest'anno anche grazie agli uffici comunali, ringrazio qui Renza e Cristina, si è deciso un po' così di fare qualcosa di più e abbiamo pensato a una maratona. Non saremo qui oggi, quindi se non grazie alle associazioni che hanno aderito da subito a questo progetto, quindi un ringraziamento a voi Mare delle Storie per questa iniziativa, ma so che anche questa sera sarete poi impegnate a Sant'Anna, quindi un modo anche diverso per vivere la cultura. Poi qua insomma non ci sono parole per descrivere anche il panorama. Quest'anno è stata la prima esperienza, sono sicura che sicuramente potremo migliorare, magari il prossimo anno concludere un po' con una festa tutti assieme, le associazioni culturali del territorio che insomma non solo in questa iniziativa ma mostrano sempre collaborazione e disponibilità al Comune. Quindi ringrazio di cuore, abbiamo pensato a un piccolo ringraziamento per ogni associazione che ha dato la propria adesione a questa iniziativa e sicuramente ci rivedremo in prossimo incontro, così avremo modo anche di confrontarci su cosa è andato bene, cosa è andato male e su cosa potremo fare ancora di più. Quindi grazie davvero e buon proseguimento. Proseguiamo con uno sguardo, su Chioggia, che viene da un grande autore straniero, tedesco per l'esattezza, che si chiama Hermann Hesse, premio Nobel per la letteratura nel 1946. Una poesia di Hesse su Chioggia. Fitte facciate scolite dal vento, madonne in nicchie nascoste, specchi d'acqua e gondole leste e barconi ricolmi di pesci. Dappertutto però, su ogni muro cadente, in tutte le strade, su scale e canali, si stende assopita, disperata mestizia, che vuole di anni passati narrare. Leggero procedo, con nascosto sgomento sul lastricato. Temo di poterla destare e se si destasse non potrei più scampare. Mi affretto allora in cerca del porto, in cerca del mare, di una nave vicina. I vicoli mesti seguitano a dormire.